Il Tristino sbanca il Casamora, come all'andata sostanzialmente 13-2, Giovo Pinto, hai fatto ruotare tutti i tuoi giocatori anche perché per la tua squadra è un momento intenso tra Champions League, avete fatto le finali di Coppa, insomma alla fine si gioca ogni 3 giorni. Sì, volevamo portare 3 punti a casa, fare una buona partita, uscire di questa partita con fiducia, la difesa sempre compatta, buona, che è quello che noi continuiamo a lavorare e dopo adesso recuperare bene e pensare giovedì a Barcellona. Sì, tra l'altro poi avrete poi lo scontro in campionato contro il Bassano e lì si deciderà insomma anche il primo posto e poi c'è la Champions, avete poi le finali, la finaletta a Coimbra, quindi insomma la stagione del Tristino entra nel momento più importante. Sì, ma per adesso pensiamo a Barcellona che è importante, ovvio che parliamo qua del campionato, dopo arriverà il Bassano e è una partita che noi dobbiamo prendere i punti che vogliamo e dopo si pensa a quella partita lì, adesso pensiamo a Barcellona. Senti, una parola su questo Castiglione, una squadra di giovani, è la prima esperienza, tantissimi in Serie A1, te da grande conoscitore cosa ne pensi? Mi è piaciuto come giocano la partita, giocano il gioco a pensare di crescere, a pensare di continuare a battagliare, hanno grinta, hanno qualità, stanno molto bene orientate, hanno un allenatore che fa giocare allo stesso modo, visto il Castiglione sempre con la sua personalità in tutte le piste che va, fa gol, cerca la porta, sta lavorando bene sotto il giovanile e quella è la base, quindi la strada, penso che è la strada giusta, complimenti.